Allora Presidente, un'altra questione, stiamo parlando di grandi opere, leggiamo un po' il messaggio. Ho traslocato di recente, le due case hanno 50 anni di differenza e 7 gradi di differenza. Sì, noi purtroppo è un dato di fatto, e anche tutto il rispetto delle performance, dell'isolamento, insomma varie situazioni. Piano casa regionale. Sì. Che cosa ne pensate a proposito appunto anche della progettazione, del ruolo che deve essere dato alla rivalutazione del territorio? È importante per il Veneto il piano casa? Beh, sicuramente il piano casa è stato molto importante. È stato, ma adesso tuttora ma sicuramente è uno strumento validissimo che dà molto aiuto e molto respiro alle nostre imprese. Abbiamo anche collaborato, stiamo collaborando, perché poi il testo definitivo è ancora in itinere e dobbiamo verificare se ci hanno ascoltato, perché come sempre dico, spesso ci dicono sì alle riunioni, ai convegni, e poi sui fatti quindi ancora non si sa bene. Che cosa avete chiesto voi? No, beh, c'erano dei fattori particolari per esempio anche sulla storia del consumo suolo zero che dicevamo, sì. C'è stato sembra che vi sia un punto nel quale si dice non si costruisce più da domani mattina. Allora chi ha fatto degli investimenti, ha fatto delle programmazioni su dei terreni dove si poteva costruire, dirgli non si costruisce più, non vuol dire solo avere contenziosi e problematiche varie, cioè le altezze degli edifici. Ci sono degli aspetti delicati che vanno un attimino non presi in mano così di pancia per fare giustamente un'attenzione all'ambiente, ma insomma bisogna un attimo, le cose vanno ponderate e pensate, e io ritengo che sia fondamentale il confronto con le parti che operano, cioè anche tornando a quello che dicevamo prima del codice appalti, ma lo stesso vale anche per il piano casa, ma dovrebbe valere per tutto in tutti gli ambiti. I diretti interessati, i diretti interessati non è che devi fare quello che dicono i diretti interessati, però li devi portare a un tavolo, ascoltarli, perché forse essendo loro che operano possono darti, poi i cosiddetti addetti ai lavori possono darti dei consigli che non sono sempre di parte. Io dico sempre che io credo che ormai si sia un po' superato l'idea che l'imprenditore vuole solo il profitto e vuole solo portare a casa l'utile per se stesso. Noi poi come costruttori abbiamo un dovere morale, noi incidiamo nella vita dei cittadini, noi siamo presenti nel territorio, per cui abbiamo, e lo sentiamo, almeno i miei colleghi, sentiamo la responsabilità sociale nei confronti di quello che facciamo, perché incidiamo nella vita. Quando vendiamo una casa, molto probabilmente poi vendiamo un sogno, poi vendiamo una cosa che deve durare nel tempo, forse anche tutta la vita. Quando costruiamo una scuola dobbiamo pensare che ci potrebbero andare i nostri figli, e per cui bisogna farla con la massima attenzione. Di diversa portata. Esatto, per cui io credo che come categoria meritiamo di essere ascoltati, perché ormai credo che abbiamo cambiato mentalità e stiamo andando verso un'attenzione proprio verso gli altri. Assolutamente. Volevo chiederle sempre a livello di invece nazionale, e quindi provvedimenti che sono presi nella legge di stabilità, di bilancio, che dir si voglia, insomma in questo che poi dovranno rivederla, però comunque per quel che riguarda il settore immobiliare, quindi c'è qualcosa che poteva essere fatto in più, che vi avrebbe riguardato, che è stato fatto, che vi è andato bene? C'è stato il rinnovo del bonus energia, in qualche modo può servire, oppure... Secondo me è assolutamente stato positivo continuare nella strada come dicevo prima, degli incentivi fiscali sulle ristrutturazioni e sull'eco bonus e il sisma bonus. Quindi anche il sisma bonus. E anche il sisma bonus. Questo si parla anche poco, tra l'altro. Quanto c'è stata la giornata nazionale dedicata però al di là di questo? Sì, perché secondo me c'è una percezione sul problema del cosiddetto terremoto, è un po' un problema che viene affrontato solo appunto quando succede l'emergenza, invece bisogna pensare che avere una casa sicura è importante. Ci sono delle varie aree, ci sono delle zone anche in Veneto che hanno un alto grado di pericolosità sismica, per cui va affrontato. Trovo che sia molto intelligente da parte dello Stato aver messo in campo questi incentivi per far sì che le persone possano fare, partendo fin dal controllo, perché il sisma bonus
vale anche solo per la parte che è l'indagine conoscitiva del proprio immobile, perché spesso non si conoscono le caratteristiche di resistenza dell'immobile, e per cui insomma devo dire che questo si parte dalle verifiche, anche perché il beneficio fiscale si ha a seconda di vari gradi di ristrutturazione per renderlo più performante dal punto di vista strutturale, per cui si parte prima dalla verifica e poi per arrivare ai lavori e a accedere a questi. Ma secondo lei le imprese, almeno quelle di ANCE, di sua conoscenza, stanno già costruendo, quando si fa la costruzione ex novo o ristrutturazioni importanti, tenendo conto dei criteri antisismici? Beh, nella nuova costruzione è obbligatorio, nel senso che c'è l'obbligo, ormai la norma tecnica delle costruzioni dice già come va costruito e già prevede, a seconda delle zone, il tipo di costruzione che va fatta e la modalità con cui viene costruita. C'è un'attenzione nelle ristrutturazioni. Bisogna stare attenti anche lì alle regole, perché nel momento in cui noi siamo in un immobile notificato o un immobile in un centro storico, si cozza tra la manutenzione e l'intervento e la tutela dell'immobile ecco, questo siccome siamo in chiusura è bello anche ricordarlo, insomma. Voi avete fatto un intervento a Venezia City molto importante, come Salmistrari Costruzioni, il ponte dell'Accademia. Beh sì, l'abbiamo concluso prima della regata storica, che era la nostra deadline, perché il sindaco non poteva, ha detto dopo la regata storica non si può interrompere la regata storica, per cui dovevamo consegnare questo ponte in fretta. No, l'abbiamo fatto nei tempi, però l'abbiamo fatto nei tempi previsti, torno a dire, appunto, come dicevo prima, c'è qualcuno. È stato un intervento importante. È stato un intervento molto importante, difficile per rendere fruibile il ponte sia alle persone che passavano, se si ricorda, sulle due passerelle laterali, sia ai mezzi pubblici e privati, acquei, che passavano sotto il ponte. Noi siamo riusciti nel periodo del restauro, che è stato un restauro abbastanza pesante, nel senso che è stata sostituita tutta la parte lignea e gran parte la sostituzione è stata proprio, non è stato un restauro, è stata completamente sostituita la parte lignea, sia di tavolato di calpestio che di parapetti, e è stata sostituita anche gran parte della parte in ferro che era ammalorata. Poi è stata l'occasione per i sottoservizi, acqua, gas, insomma è stato un intervento abbastanza complesso e importante. Siamo riusciti a farlo nei tempi previsti, nei modi previsti, con i costi previsti, per cui questa è una grande soddisfazione per noi, che abbiamo dimostrato che si può fare, volendo e avendo anche un po' di fortuna si può fare. Ecco, un ponte del genere quanto tempo può durare? Vabbè, su Venezia, allora, anche lì c'è un problema di manutenzione. Stiamo preparando un piano di manutenzione da consegnare al Comune. La prima manutenzione la faremo noi, gratuitamente per il Comune, per far vedere cosa bisogna fare perché venga mantenuto il ponte in una certa maniera. Perché è un ponte in legno, e il legno è un materiale che non è durevole 2000 anni e purtroppo deve essere mantenuto e può durare molto. Abbiamo cercato di applicare alcune attenzioni perché l'acqua, che è il maggiore nemico del legno, l'umidità, non intervenga, e credo che possa durare, io mi auspico che duri almeno 20-30 anni. Beh dai, benissimo, insomma c'è un tempo ragionevole pur tenendolo bene. Presidente, noi la ringraziamo di essere stata qui con noi, abbiamo toccato tantissimi argomenti, avremo modo ancora di approfondirli, poi vedremo le cose come evolvono e naturalmente di seguire anche le vostre proposte, come vengono fatte, e aggiornare i nostri telespettatori. Grazie a voi di aver partecipato con i vostri messaggi, naturalmente continuate a scriverci, a domani.